Questa trasmissione è offerta da FAR, Fonderie Acciaierie Royale. Buonasera e ben ritrovati a Friuli Economy, puntata di questa sera dedicata al fare business negli Stati Uniti e alle opportunità di questo mercato per le imprese del Friuli Venezia Giulia. Puntata molto particolare, avremo molti contributi di quella che è stata la missione in collaborazione con l'Ente Friuli nel mondo, ma diversi anche enti come quello dell'Ente Giuliani nel mondo, la Regione Friuli Venezia Giulia, e faremo presto anche un elenco di chi ha partecipato a questa missione. Abbiamo però qua il Presidente dell'Ente Friuli nel mondo, Adriano Luci. Buonasera Luci. Buonasera a tutti. Ecco, presentiamo l'altro ospite che abbiamo qua. Abbiamo Nicola Collino di Meccanotecnica. Buonasera. Buonasera Collino. Allora, Luci, quali erano i presupposti e i desiderata di questa missione, ecco, molto, molto interessante e molto importante a New York? Diciamo, i presupposti erano quelli della presentazione di un libro sulle ricette del Friuli Venezia Giulia. Questo è un progetto voluto dalla nostra regione, dall'ERSA, per quanto riguarda, diciamo, il portare il messaggio della nostra cucina sul territorio degli Stati Uniti. Ecco, lo sta inquadrando Pierangelo Buttazzoni. Prego, questo Luci. Progetto ci ha visti capofila come Ente Friuli del Mondo, insieme alle altre organizzazioni dei corregionali all'estero, e quindi è un progetto d'insieme che abbiamo sviluppato e che penso potrà dare i suoi frutti e i suoi risultati. C'è stata molta attenzione nel giorno della presentazione. Abbiamo voluto diciamo, aggiungere alla presentazione di questo libro, abbiamo voluto aggiungere diciamo, una chiave di tipo relazionale, economica, e così abbiamo avuto con noi il Presidente del Polo Tecnologico ed altre persone di Pordenone, ad esempio, come Confindustria Udine, Confartigianato, la Scuola di Mosaico. Quindi abbiamo messo insieme dei soggetti per rappresentare un modo di fare che non è solo legato al business o alla cucina, è un insieme, e quindi rappresentare il nostro territorio con diciamo, le varie opportunità che esso può rappresentare. Ecco, stiamo infatti vedendo la Eva Seminara, capocategoria artigianato artistico di Confartigianato Imprese Udine, che sta presentando infatti... Ha portato appunto la voce degli artigiani e l'esempio di quello che è l'artigianato artistico, che è stato di sicuro interesse, perché quello che oggi gli artigiani sono in grado di fare, mettendo insieme manualità e tecnologia, è veramente strepitoso. Ecco, completavano anche le persone che hanno fatto parte di questa delegazione, oltre ai citati Adriano Luci e anche a Eva Seminara di Confartigianato e anche a Nicola Collino, Cesare Costantini, direttore dell'Eraple, Dario Locchi, presidente dell'Associazione Giuliani nel mondo, poi anche Giulia Palamin, maestra mosaicista della Scuola Mosaicisti del Friuli di Spilimbergo. Anche lei ha tenuto una presentazione esattamente come la Eva Seminara che abbiamo visto prima. Ecco qua il momento della presentazione. Poi anche Michele Nencioni, direttore di Confindustria Udine, più tardi vedremo l'intervista, Valerio Pontarolo, di cui anche lui vedremo l'intervista, e Cristian Maria Canciani, segretario dell'Ente Friuli nel mondo, nonché infine il sottoscritto. Partirei subito con le interviste, dato che abbiamo un materiale davvero importante. Partirei con l'intervista a Valerio Pontarolo e a William Cannizzaro, entrambi dell'azienda Pontarolo, uno della parte italiana, l'altro della parte nord americana. Vediamo l'intervista. Ci troviamo a New York, siamo nella Quinta Avenue in compagnia di Valerio Pontarolo della Pontarolo Engineering SPA. Pontarolo, 18 anni fa lei ha deciso di voler approcciare il mercato statunitense e la sua azienda all'epoca aveva 6 dipendenti. Com'è andata questa vostra avventura americana? Beh, diciamo che più che ho deciso di cogliere un'opportunità, perché sono stato contattato da dei locali e quindi ho accettato. E questa opportunità ad oggi posso dire che è andata bene. Tenete presente che 20 anni fa internet era quello che era, c'era un modem,
poi non c'era Google e il viaggio aereo per venire qua costava come uno stipendio e mezzo di un operaio specializzato, quindi è stata più che altro, credo quindi poter dire che per venire qua ci è voluto tanto coraggio. Ecco, ma che cosa avete fatto per aprire qua un'attività? Beh, sicuramente prima cosa ho guardato negli occhi, io sono un istintivo, ho guardato negli occhi quelli che mi hanno proposto di divenire partners, mi sono assolutamente fidato di loro perché vedevo trasparenza, sincerità e quindi onestà e statura morale, e con loro ho iniziato questa avventura che ora ci sta premiando. A quanti dipendenti siete arrivati qua negli Stati Uniti e che fatturato fate qua in America? Ma il fatturato non è altissimo perché siamo intorno ai 5 milioni di dollari e come dipendenti siamo una decina, però abbiamo grandi soddisfazioni perché i numeri di bilancio anche con fatturato basso comunque ci stanno premiando. Pontarolo, che cosa è scattato? Lei ha detto che è un istintivo quando ha visto il suo socio, che intanto lo stiamo inquadrando. Beh, a parte l'istinto e l'onestà, ma soprattutto l'onorabilità e la sincerità che ho visto, e anche il fatto che fosse un italiano nato in Nord America, ma comunque un italiano, ha aiutato perché il network degli italiani in giro per il mondo e soprattutto anche dei friulani è un qualcosa di fantastico, che ha una potenzialità eccezionale. Le aziende, se si rifanno a questo network, sicuramente è molto facile che abbattano quelle difficoltà, abbattano quelle barriere e renda più facile il venire in Nord America. Ecco, dal punto di vista legale, prima parlavamo anche con l'avvocato Ostrino, che accordo avete dovuto fare per formare una società? Sì, quello lì era un po' dura, per dire, perché ci sono tante, non solo l'accordo legale, ma anche la cultura. E la cultura è molto importante perché si deve creare anche un business model che va bene non solo per l'azienda italiana, ma l'azienda anche canadese o americana. E invece poi a livello imprenditoriale le prime commesse che avete ottenuto, come sono andati fino ad arrivare al giorno d'oggi che vedevamo siete riusciti anche a dare, voglio dire, dei prodotti per alcuni cantieri molto importanti qui a New York? Sì, sì. Prima di tutto lo vedevamo come un prodotto. Ma dopo che ci siamo anche imparati noi con il nuovo business model che abbiamo creato insieme, infatti il prodotto è diventato una soluzione che noi adesso offriamo al mercato americano come un complete solution. Per fare che cosa? Si può spiegare un po' ai nostri telespettatori? Sì, di più per il mercato di ambiente, per la costruzione, per building resiliently, per resilienza, per dire, perché c'è un problema di tutto il mondo, non solo qui in America, che infatti con la pioggia che adesso fa è cambiato di 20 anni fa o anche 30 anni fa, ma infatti noi abbiamo le soluzioni dei pavimenti sostenibili che possono dare questa soluzione di questo mercato. Ecco, prima Pontarolo, durante la nostra visita qui a New York, vedevamo con orgoglio che lei guardava alcuni cantieri importanti dove si trovano le vostre soluzioni tecnologiche. Quali la riempiono più di orgoglio? Beh, un po' tutti, perché qua sono tutti cantieri importanti. Abbiamo mandato delle cupole nell'area di Ground Zero, abbiamo mandato ultimamente delle cupole in Hudson Yard, che è in questo momento il più grosso cantiere di New York, sembra 160 miliardi di costi totale. Noi facciamo poca cosa, però per noi è importante, e dove è intervenuta anche la Cimolai di Pordenone con delle grosse infrastrutture in ferro, e noi sono non tanto per la quantità del venduto, ma per la qualità del cantiere e la qualità dei committenti. Non è facile avere la fiducia di questi committenti. L'intervista a New York è stata svolta nella Quinta Avenue
e sicuramente è un orgoglio anche per Telefriuli aver fatto parte di questa delegazione. Pontarola ha detto cose molto interessanti. Un aspetto che vorrei commentare con Collino è intanto che anche per le PMI, quindi non solo per le grandi imprese, è possibile investire nel mercato americano e aprire una società e quindi magari affacciarsi in modo ancora più strutturato verso questo mercato. Lei che sensazione ha avuto da questa missione su questo aspetto, Collino? Certo, è sempre molto difficile per un'azienda italiana esporsi su un mercato così grande e così complesso, come lo possono essere certamente altri mercati. Diciamo che, come ha fatto Pontarolo, ci vuole un po' di coraggio e anche sicuramente un pizzico di fortuna per poter esporsi a questi mercati. Chiaramente ci sono grosse abilità che le aziende italiane hanno e soprattutto le piccole e medie imprese che caratterizzano di certo la nostra economia, che sono la maggior parte. Abbiamo visto tra l'altro anche la soddisfazione di aver potuto lavorare in commesse come quella di Ground Zero o di Hudson Yard. Questa bravura delle imprese nella qualità, come si riesce un po' a, diciamo così, veicolare alle altre aziende? Cioè lei trovasse altre aziende qui in Friuli Venezia Giulia, come glielo comunicherebbe di questa opportunità anche per valorizzare quello che si fa in Friuli, che arriva in una piazza importante come Manhattan? Bisogna certamente girare e avere l'opportunità di visitare certi posti, indipendentemente poi dal fatto di riuscire ad avere o trovare di riuscire a trovare business nei paesi che si visitano. Bisogna esporsi, conoscere persone e riuscire ovviamente a trovare i giusti canali per poter poi partecipare a commesse così grandi e a commesse così importanti, perché certamente sono nomi che spaventano, sono nomi conosciuti in tutto il mondo, i progetti della Hudson Yards e della Freedom Tower. Per un'azienda piccola italiana è sicuramente qualcosa che fa riflettere prima di essere intrapreso. Sono progetti veramente importanti. Però poi ce la si può anche fare, come abbiamo visto. Certo, sicuramente. Pontarolo ne è sicuramente un esempio di questo coraggio e di questo talento, perché alla fine è comunque riconosciuto a livello globale il suo successo con i suoi prodotti. Ecco, Luci, Pontarolo all'inizio della sua intervista diceva anche un'altra cosa interessante, parlava di questo network dei friulani nel mondo che secondo lui può davvero essere utile. Lui ne è un caso perché ha presentato William Cannizzaro, non è friulano ma comunque di origine italiana e diciamo così è stato il manager giusto per poi aprire la sua filiale negli Stati Uniti d'America, in Canada, insomma ne espandersi in questo mercato. Per cui questo network dei friulani nel mondo potrebbe essere davvero la gallina dalle uova d'oro per le imprese per cercare di riuscire ad approcciare nuovi mercati, magari aprire delle aziende, un tema importante questo. Guardi, io da quando sono stato eletto presidente dell'Ente Friuli del Mondo ho sempre ripetuto e non mi stancherò mai di ripetere che noi abbiamo dei veri ambasciatori in giro per il mondo che sono, non dico a nostra disposizione, ma addirittura non vedono l'ora di poter essere utili nei rapporti con i friulani che vanno a visitarli. Quindi credo che sia fondamentale riuscire a metterli in rete. Dobbiamo tenere presente che questo viaggio è stato organizzato a livello logistico sul posto a New York da un friulano, da un imprenditore friulano che da 20 anni lavora negli Stati Uniti e che ci ha dato la possibilità di metterci a contatto con tutta una serie di persone, anche loro friulane o comunque italiane, che oggi ricoprono dei ruoli molto importanti in quel paese. Questo significa che non solo noi abbiamo delle persone che sono disponibili, ma abbiamo delle persone di eccellenza che mettono a disposizione il loro tempo per poter mettere in rete quello che è un circuito dei friulani nel mondo che sicuramente, come dice lei, potrebbe dare grandi soddisfazioni e penso che le stia già dando e le abbia anche già date. Ecco, Luci, lei ha introdotto in modo perfetto l'intervista che abbiamo fatto a Tommaso Veneroso, che è l'amministratore delegato della Amcast Inc. Adesso una breve interruzione pubblicitaria e poi partiamo subito con questa intervista e con questo esempio di persona che ricalca indubbiamente quello che ha detto Luci e che ha organizzato anche questi contatti con persone che dopo vedremo nelle altre interviste, davvero tante di questa puntata di Friuli Economy.
Dalla Quinta Avenue siamo sulla Sesta Avenue, sempre a New York. Siamo in compagnia di Tommaso Veneroso. 20 anni fa è iniziata la vostra avventura qua, Veneroso. In che modo e per quali ragioni? Sì, io ho iniziato la mia formazione professionale presso la Fonderia Acciaieria Royale, industria leader nel settore minerario. Producono pezzi di ricambio infatti di alta tecnologia per industrie estrattive minerarie. La FAR già conosceva questo mercato. Io ho avuto una formazione tecnica specifica nel settore minerario, sono stato assunto dalla Amcast Inc. nel 99 e ho risalito i ranghi così dei verticistici dell'azienda. Adesso mi trovo in una posizione di amministratore delegato e di fatto noi ci occupiamo di macchinari e ricambi per industrie estrattive minerarie. Cosa particolare dell'Amcast Inc. è che compriamo praticamente l'80% del nostro prodotto made in Italy. Specificatamente una grossa porzione dei nostri prodotti di importazione è proprio friulano, perché importiamo prodotti specifici di alta tecnologia dalla FAR. In questi 20 anni, Veneroso, come avete fatto per svilupparvi qua nel mercato degli Stati Uniti d'America, ma non solo delle Americhe? Sì, l'Amcast era un'azienda nata da investitori che hanno deciso di investire sul territorio. Noi ci siamo strutturati in maniera strategica, nel senso che non indirizziamo le nostre energie verso necessariamente grossi volumi, ma verso mercati di eccellenza e alta qualità. Quindi siamo in un certo senso noi a decidere quali clienti sono un giusto match per i nostri prodotti. Ok. E sostanzialmente per il futuro lei che cosa vede, Veneroso, per la Amcast Inc.? Già adesso ci stiamo espandendo anche nel territorio canadese. Penso che spazi per i prodotti di qualità ce ne siano sempre. Noi crediamo nei nostri prodotti, crediamo nel Made in Italy e soprattutto nella volontà di cambiare un po' le cose, quindi in un certo senso di istruire il mercato. Quindi credo che per un'azienda come la nostra, che importa prodotto italiano, con la voglia di istruire e di crescere l'utilizzatore finale e fargli apprezzare ciò che la tecnologia può offrirgli, di futuro e di espansione ce ne sia. Abbiamo visto l'intervista a Tommaso Veneroso della Amcast Inc. Si è parlato anche durante questa missione a New York, anche nell'incontro con i funzionari di Unicredit a New York, del tema anche dei dazi di Trump e se questo potrà avere anche un riflesso negativo sulle imprese europee, quindi anche italiane e friulane. Lei dopo questo incontro in Unicredit, Collino, che idea si è fatto alla fine? Ecco, diciamo che c'è molta incertezza su quello che Trump potrà fare. Anche i vertici di Unicredit non hanno saputo risponderci con esattezza su quali possano essere le prossime mosse, perché secondo loro effettivamente anche l'amministrazione non ha le idee ben chiare su quello che sarà la prossima mossa. E riteniamo che per ora l'Europa non sia molto colpita ancora da questo fenomeno, però dalle ultime notizie che si leggono sul giornale sembra che appunto si stiano muovendo non solo per la Cina, ma queste imposte verranno presto inserite anche per i prodotti europei. Ecco, e lei Luci che idea si è fatto su questo tema? Ma la situazione è molto turbolenta e quindi diciamo si vivrà giorno per giorno. Sappiamo che questo Presidente ha le idee molto confuse e vuol far apparire di averle chiare. Speriamo insomma, che non influiscano sui rapporti con il nostro territorio, con le nostre aziende, però come sempre capita, diciamo, le medaglie hanno sempre due facce. Insomma, ecco, questa potrebbe essere una negatività, può darsi che si aprano nuovi spiragli. Abbiamo visto, farei una riflessione su questo tema, abbiamo visto due aziende che hanno, voglio dire, aperto poi dopo delle altre attività in altri paesi. Si è parlato molto di recente anche nel decreto dignità su colpire quelle aziende che delocalizzano, però indubbiamente poter approcciare mercati esteri, salvaguardando ovviamente l'occupazione e le aziende anche nel territorio di appartenenza, è una cosa importante, vitale per le aziende. Chiederei un commento a
entrambi, a Luci anche magari in quanto già presidente di Confindustria Udine, ecco, e poi ovviamente anche a Collino. Ma io credo che le nostre aziende ormai non delocalizzino, bensì aprano nuovi mercati, si aprano a nuovi mercati. Un po' come abbiamo visto anche Ecco. nei video. Esatto, quindi credo che questo problema non si ponga e di conseguenza ci sono grandi opportunità che possono essere messe, diciamo, in campo. Si tratta di fare le cose come si deve. Poi lei ha toccato un tema che, diciamo, che questo decreto dignità, non so cosa abbia di dignitoso, però ecco, quello è un'altra parentesi, voglio dire. È una considerazione esatta. Lei, Collino, che idea si è fatto? Concordo sempre con Luci e aggiungo che secondo me la peculiarità dei prodotti italiani sono molte volte il fatto che siano proprio prodotti qui in Italia, quindi diventa difficile anche poter esportare, mi viene in mente il know-how. Sì, il know-how, ma poi anche il discorso per esempio del food and beverage, diventa difficile poter esportare un vino, un prodotto tipico italiano o friulano in America oppure riuscire a farlo direttamente negli Stati Uniti. Questo è un po' la nostra peculiarità, è quello che ci rende un po' unici nel mondo e quindi non ritengo che le aziende delocalizzino per i motivi di produzione. Ecco, vediamo invece l'intervista raccolta con l'avvocato Paolo Strino, che è lo socio dello studio legale Gibbons, dove si è tenuto anche una parte dei meeting organizzati dall'Ente Friuli nel mondo, e l'avvocato Strino racconta con dovizia anche di particolari quelli che sono un po' gli iter legali per le imprese italiane che decidono di approcciare il mercato degli Stati Uniti, anche riguardo alla proprietà intellettuale, ma anche riguardo alla tassazione dei diversi paesi degli Stati appunto Uniti d'America. Allora, siamo con l'avvocato Paolo Strino, socio presso lo studio legale Gibbons, qui a New York, dove appunto ha avuto sede questo meeting. Avvocato Strino, quali sono gli elementi che le imprese friulane, comunque italiane, che vogliono iniziare a esportare oppure che vogliono insediarsi negli Stati Uniti devono tenere in considerazione per quanto riguarda il sistema del diritto qui negli Stati Uniti? Grazie, sì. Mi riferisco soprattutto alle aziende ovviamente di medie dimensioni o di medie e piccole dimensioni, perché le aziende, diciamo quelle di maggiori dimensioni, hanno già una rete di contatti sia con professionisti sia dal punto di vista commerciale negli Stati Uniti. È chiaro che tra i primi requisiti da assolvere c'è quello relativo alla proprietà industriale, se ci sono dei brevetti e quindi delle invenzioni sulle quali esistono delle esclusività in Italia, nei tempi debiti queste invenzioni i diritti vanno estesi anche sugli Stati Uniti, ovviamente anche per quanto riguarda i marchi commerciali che vengono utilizzati sui prodotti. Non dimentichiamo che il fatto che un marchio sia anche ben noto e conosciuto in settori di interesse in Italia non significa necessariamente che tale marchio sia disponibile all'utilizzo degli Stati Uniti, e soprattutto nel momento in cui si decide per l'utilizzo di un marchio su un determinato prodotto nel mercato statunitense, occorre anche in questo caso intraprendere alcune attività per la registrazione del medesimo. Ecco, i costi quali possono essere? Ma i costi iniziali sono relativamente modesti, dipende anche dal numero di marchi e dalla entità e quantità dei prodotti e servizi sui quali si vuole utilizzare il marchio. Quando dico modesti intendo qualche migliaia di dollari, che evidentemente può comunque diventare un costo maggiore se esistono delle difficoltà nell'ottenimento della registrazione. Poi esistono anche altre attività che occorre intraprendere. Spesso, specialmente dicevo, piccole e medie aziende sono inclini a far condurre affari con stretta di mano, con qualche corrispondenza magari informatica, cercando di tralasciare le attività giuridiche, ma il contratto come documento principe nel gestire la relazione con il rivenditore statunitense, con il pubblico statunitense, è chiaramente un documento fondamentale. Non si può lavorare soltanto con l'ordine e con la fattura, ma occorre appunto munirsi di un contratto. Quindi anche qui negli Stati Uniti c'è il rischio che ti possa essere copiata la tecnologia, insomma il design di prodotto, per quello bisogna tutelarsi, ecco.
non è un problema solo che si ha quando si va in Cina. Assolutamente, i diritti di proprietà industriale sono limitati alla giurisdizione nel quale se ne è richiesti l'esclusività. Questo significa che se un italiano ha un brevetto in Italia, non necessariamente l'esclusività sull'invenzione si estende agli Stati Uniti, occorre intraprendere alcune attività per estendere quei diritti. Ma invece per le imprese che vogliono aprire qua un loro stabilimento o che vogliono acquisire un'azienda negli Stati Uniti, quali sono le principali criticità, aspetti su cui stare attenti dal punto di vista giuridico? Certamente per aziende che abbiano dei volumi di affari negli Stati Uniti o delle ragioni fiscali tali da giustificare una impresa in pianta stabile sugli Stati Uniti, raccomandiamo solitamente la creazione di una impresa che può essere una partecipata, che può essere una subsidiary, come si dice qui negli Stati Uniti, e il professionista può certamente aiutare l'azienda nello scegliere anche lo Stato negli Stati Uniti presso il quale formare l'attività di impresa, presso il quale formare l'impresa. La differenza sulla scelta dello Stato è fondamentale perché ci sono degli Stati che presentano una disciplina molto più favorevole all'impresa sia dal punto di vista fiscale sia dal punto di vista delle formalità. Quali sono questi generalmente? È difficile fare una lista comprensiva, però sicuramente viene in mente lo Stato del Delaware, che tradizionalmente è una delle principali destinazioni, anche lo Stato di New York in alcuni casi presenta una disciplina piuttosto sensibile alle esigenze delle imprese. Un breve giro di commenti sui tanti elementi che ha dato l'avvocato Strino, perché è interessante vedere che comunque negli Stati Uniti è fondamentale il contratto che magari non si esaurisce nella singola accettazione di un'offerta, ma che deve, diciamo così, essere il modo con cui l'azienda fornitrice e il cliente hanno un rapporto formalizzato. Questo aspetto Luci l'ha colpita per un paese maturo e serio come gli Stati Uniti, oppure lo dava un po' per scontato? No, sappiamo che formalmente insomma, gli Stati Uniti sono complessi e quindi bisogna fare le cose come vanno fatte, ma ormai insomma, tutti i paesi hanno, diciamo, delle complessità. E pertanto credo che quanto detto dall'avvocato sia sicuramente un buon suggerimento e logicamente quando si sbarca in certi paesi bisogna farlo con i dovuti criteri e soprattutto farsi supportare da persone competenti. Abbiamo sentito Collino anche parlare di proprietà intellettuale e di tassazione. Proprietà intellettuale dove non basta tutelarsi in Europa, ma poi se si va in un altro mercato, vedi gli Stati Uniti, bisogna essere tutelati anche per quello specifico mercato. Che riflessione ha fatto sentendo queste informazioni anche relative poi alla tassazione, ad esempio, di un paese come il Delaware? Certamente la proprietà intellettuale è probabilmente un punto principale per un'azienda che esporta. Certamente le aziende italiane, specialmente le piccole e medie imprese, non sono forse strutturate o abituate a concentrarsi su questi aspetti, pensano magari più alla qualità di un prodotto o al poter riuscire a consegnare o a riuscire a soddisfare le necessità del cliente. Sicuramente questi sono temi che vanno presi seriamente e vanno affrontati con i giusti professionisti. Anche per questo infatti è stato fatto questo interessante incontro che, come aveva detto prima anche il Presidente Luce, è stato organizzato da Veneroso. Ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, lancerei anche l'intervista successiva a una friulana, la Cinzia Paveglio, attualmente business manager in North America per le officine meccaniche Pontida SRL di Lombarde, però questa persona ha sicuramente una storia interessante che vedremo subito dopo la pubblicità nell'intervista che abbiamo svolto sempre a New York. Dottoressa Paveglio, lei però ha origini friulane, i suoi genitori venivano dalla provincia di Pordenone. Sì, mio padre è emigrato qui di Navarons di Meduno e da parte della mia mamma erano di Fana. Ecco. E lei quindi è nata qui a New York? Sì, io sono nato qui e quando avevo 22 anni sono andato a vivere in Italia, sono rimasto lì per 17 anni e poi sono tornato qui con la mia famiglia.
Ecco, adesso lei di che cosa si occupa? Adesso io vendo le macchine dell'Officina Meccanica Pontida, che ha sede a Bergamo, in Lombardia, e fanno macchine per fare candele e pastelli di cera. Ho anche distribuzione dei stoppini di cotone per fare i stoppini per le candele che vengono da Novara. E ci fossero altre aziende, magari friulane, che ci stanno guardando, che fossero interessate al mercato degli Stati Uniti, quali consigli darebbe loro per iniziare ad esportare qua negli United States? Ma io direi che devono proprio guardare le loro capacità produttive e vedere fino a che punto possono servire il pubblico, i clienti qui, perché gli Stati Uniti sono molto grandi e se trovano un cliente che è presente in tutti i 50 stati devono essere sicuri che possono anche fornire questi prodotti. Perché generalmente che difficoltà ci possono essere? Come quantità, come legislazione? Ma più che altro come quantità produttive, capacità produttive della loro azienda, e sempre i pagamenti qui cercano di tirare a lungo. Tipo a quanto arrivano? A 120? Certe volte anche a 120, perciò devono avere anche la flessibilità di poter comprare materia prima per poi fornire il cliente per quel termine di tempo. Lei parlava prima anche dell'importanza che queste aziende friulane abbiano anche personale che sappia parlare bene in inglese, che possa rispondere anche praticamente H24, perché altrimenti si rischia di perdere il cliente. Sì, l'assistenza al cliente è molto importante per il cliente americano. E, visto che c'è sempre differenza nell'orario, e se devono chiamare alla ditta produttore e non si può dire chiamate fra 2 ore perché la nipotina non è qui che parla l'inglese, devono avere un programma proprio per l'assistenza al cliente. Presidente Luci, davvero tutto il mondo è paese. La Pavella ha dato alcuni elementi molto onesti, molto anche rappresentativi di quelle che sono le opportunità, ma magari anche le difficoltà. Anche in America spesso si riceve poi il pagamento a 120 giorni. Pare che in tutto il mondo è paese veramente, no? Sì, ha dato degli spunti, ha anche detto delle cose che potrebbero apparire banali, ma poi di fatto sono quelle pratiche, no? Sì, l'assistenza H24, comunicare in inglese. Esatto, quindi le cose che le aziende debbono fare per potersi organizzare, per lavorare poi con paesi diversi, e quindi l'organizzazione prima di tutto, le competenze all'interno dell'azienda e soprattutto personale che abbia una visione, no? E quindi il fatto delle lingue è, diciamo, una condizione sine qua non. Ecco, Collino, abbiamo sentito anche questa testimonianza di una persona di origine friulana, di una persona anche eccellente perché comunque è manager. Poi nel corso anche di questi incontri, sempre presso lo studio legale Gibbons, avevamo anche intervistato Sara Flebus, che è un avvocato friulano che lavora anche nella Corte d'Appello del Tribunale di New York. Quindi abbiamo visto anche che dal Friuli vengono ottime menti. Cosa bisognerebbe fare, cosa si può fare per provare poi a riportarle in qua dopo queste brillanti esperienze all'estero? Da friulano che ha vissuto negli Stati Uniti per 6 anni posso certamente confermare che ci sia sempre un po' questo spirito, questo desiderio di tornare in patria. Perché? Perché alla fine ci manca un po' l'aria di casa. Poi penso che per poter tornare, per poter riportare a casa queste menti, queste persone che hanno fatto una carriera sicuramente eccellente, ci vogliono dei prerequisiti, ci voglia della stabilità che adesso, secondo me, in Italia manca. Ma non solo secondo me, questo è emerso anche durante l'incontro che abbiamo fatto con i vertici di Unicredit. Hanno avuto parecchie difficoltà a convincere degli investitori ad orientarsi al mercato italiano. Quindi sicuramente ha lavorato anche da loro questa teoria. Certamente questo è uno stimolo importante a far, diciamo così, tornare a crescere questo territorio, ma anche l'Italia, perché indubbiamente senza crescita non c'è occupazione, ma non c'è nemmeno poi anche l'opportunità di attirare investimenti. Un tema però riguarda anche ovviamente la
la burocrazia, l'incertezza del diritto, e lì Luci siamo davvero ancora fermi. Ma sono cose di cui parliamo ormai da una vita. Da decenni, sì, da esatto. decenni, e nonostante questo continuano a peggiorare invece che migliorare. Ecco. Diciamo che rispetto al fatto che molti sono spaventati perché i nostri giovani vanno all'estero a lavorare dopo aver conseguito la laurea, io la vedo in modo un po' diverso, perché credo che queste esperienze che si possono fare in altri paesi, diciamo, conoscendo il linguaggio delle competenze, delle tecnologie e del lavoro di altri paesi, possano rappresentare un grande bagaglio che poi, sperando che questi ragazzi poi rientrino con un bagaglio che poi viene applicato sul territorio, e credo che questa sia un'esperienza impagabile, perché quando vai in giro per il mondo ti rendi conto soprattutto di aprire la mente, no? Aprire la mente rispetto a tante cose, a tante soluzioni. Anche il fatto di capire che noi come italiani siamo veramente straordinari, perché se pensiamo ai lacci e lacciuoli che noi ci portiamo dietro ogni giorno, io lo chiamo lo zaino dell'alpino sulle spalle, con un peso che continua ad aumentare, e nonostante questo, senza la certezza anche del diritto, riusciamo a fare quello che facciamo, credo che se avessimo qualcuno che ci aiuterebbe, diciamo, nel contesto con una migliore semplificazione, noi voleremo. E tra l'altro anche proprio da questo genere di incontri si capisce come, diciamo così, gli stranieri ci percepiscono quando parliamo a livello unitario, cioè le troppe divisioni, i troppi frazionamenti alla fine non fanno capire, cioè, la differenza che ci può essere all'interno del Friuli Venezia Giulia piuttosto che dell'Italia, cioè bisogna lavorare un po' per fare gruppo, squadra. Assolutamente, io credo che una regione come la nostra, con 1.200.000 anime, non possa permettersi il lusso di rappresentare divisioni, invece può rappresentare le diversità in un contesto di valorizzazione che secondo me è molto forte, è molto importante, e mi auguro che appunto con l'ente e con tutte le organizzazioni che si occupano di questo si possa fare un lavoro che porta risultato al nostro territorio. Ecco, adesso vediamo l'intervista realizzata nella Sesta Avenue a Sara Traverso, l'amministratore delegato di Raysol. Parleremo del mercato immobiliare negli Stati Uniti, delle differenze anche con quello italiano, ma si parlerà anche nel finale di quelli che sono stati i prodromi della crisi che purtroppo ha colpito anche in modo molto pesante l'Italia, legati al mercato immobiliare americano, che poi hanno avuto dei riflessi purtroppo anche qui, e sperando che ciò non torni più ad accadere. Siamo con Sara Traverso, che è l'amministratore delegato di Raysol. La Raysol è una società di investimenti immobiliari all'estero, è stata fondata nel 2008 insieme a mio fratello Luca. Trattiamo sia investimenti immobiliari in Europa che negli Stati Uniti e Repubblica Dominicana. Ecco, cosa significa essere un'imprenditrice qua a New York? Lei è anche molto, molto giovane, quindi che messaggio si sente di dare ai giovani che magari vogliono venire qua nella grande mela e poi magari aprire un'azienda? Allora, New York è una città molto selettiva, arriva il meglio da ogni parte del mondo. L'importante è tenere duro, perché le soddisfazioni che uno riesce a ottenere a New York difficilmente riesce a ottenere in qualsiasi altra parte del mondo. Chiede tanto, ma allo stesso tempo dà anche tantissime soddisfazioni. C'è quindi molta competizione qua? Molto selettiva, veramente arriva il meglio da ogni parte del mondo, anche per noi italiani o comunque stranieri. Soltanto il fatto del visto è uno step molto molto duro, quindi essere molto molto motivati alla fine viene ripagato. E nel suo settore quali sono i vantaggi di operare a New York? Il vantaggio è che noi abbiamo qua a New York un target di clientela veramente mondiale, quindi io non solo vendo agli italiani investimento immobiliare a New York, ma da qua vendo il residence a Santo Domingo, il cielo terra a Milano, cioè veramente ho una clientela varia sia a livello di provenienza che anche a livello di ricerca del prodotto. E che differenze tra il mercato in Italia e quello qui a New York negli Stati Uniti? La differenza fondamentale è la dinamicità, cioè qua un immobile sul mercato
la permanenza di un immobile sul mercato è dai 70-80 giorni, quindi è un mercato molto liquido, che è uno degli aspetti fondamentali per l'investitore. L'investimento deve essere liquido. È solido, il mercato più solido al mondo. Nel momento di peggiore crisi c'è stata una svalutazione, un'oscillazione dei prezzi del 10%, e la certezza della redditività. Sulla base di che percentuale? Le percentuali di sfitto sono su Manhattan l'1,8 e su Brooklyn il 2%, cioè praticamente nulla. E le prospettive future per la sua azienda quali saranno? Le prospettive future in questo momento sono le prospettive attuali, cioè stiamo vivendo un momento molto interessante perché ovviamente non è come nel 2008, ma comunque abbiamo un momento di mercato favorevole di nuovo per gli acquirenti e un cambio valuta decisamente interessante per la zona europea. 10 anni dopo della grande crisi che è partita dagli Stati Uniti, gli americani, l'immobiliare e tutto, si è capita la lezione o ci sono di nuovo avvisaglie che... Ripeto, il mercato americano è solido, quindi il mercato newyorkese, perché Miami ha avuto un calo del 45%, quindi adesso è di nuovo un momento di mercato favorevole con i prezzi vantaggiosi per gli acquirenti. Nel giro di 2 o 3 anni ci sarà di nuovo il picco di prezzi come c'è stato nel 2015, quindi questo è un momento favorevolissimo. Ma sulle lezioni invece della grande crisi legata anche alla speculazione immobiliare, subprime, lei vede di nuovo cose di quel tipo oppure, insomma, voglio dire, si è scongiurato un po' il rischio che si ricada in quelle tentazioni? La lezione è stata importante, il rischio ci potrebbe sempre essere ovviamente. Collino, ma secondo lei la lezione è stata capita negli Stati Uniti oppure c'è il rischio che di nuovo da lì si origini, magari un giorno, speriamo ovviamente di no, una crisi come quella che ci ha colpito anche noi 10 anni fa, che almeno è partita negli Stati Uniti nel 2007 e poi qualche anno dopo è arrivata qua in Italia e su cui ci stiamo ancora riprendendo? Questo certamente non lo so e penso che nessuno possa averne la certezza che non si ripeta più. Purtroppo l'euforia molte volte ci fa dimenticare quello che è successo in passato e se non sono i subprime potranno essere altri prodotti che vengono immessi nei mercati, quindi purtroppo di questo ce ne accorgiamo sempre quando è troppo tardi. Nella sua esperienza di 6 anni negli Stati Uniti e tutto, che sentiment ha avuto un po' su questo tema, anche parlando magari conoscendo degli americani? Diciamo che una delle peculiarità del mercato americano, ma anche degli americani, è il fatto di rimboccarsi le maniche e di ricostruire, di ripartire. Per loro non è normale, non è la normalità perdere tutto, però hanno una facilità nell'adeguarsi e nel ripartire. Chiaramente parliamo di un altro mercato che è completamente diverso da quello italiano. In America una persona può in un certo senso rinascere con nuove idee, con nuove prospettive e diventare di nuovo una persona di successo. Chiaramente in Italia costruire delle aziende, costruire un patrimonio è molto più difficile e ricostruirlo ancora di più. E Luci, qual è diciamo così, il suo pensiero riguardo un po' alle dichiarazioni che ha fatto la Traverso, ma anche riguardo a questo tema non indifferente? Ecco. Ma io credo che la finanza non debba intossicare l'economia reale. Se pensiamo che poco prima della crisi i finanziamenti rappresentavano il 110-120% del valore reale degli immobili, capiamo quanto male ha fatto la finanza a fare questo effetto leva così spinto che poi ha portato le persone a non riuscire addirittura a riconoscere i propri debiti. Quindi, pertanto penso che con il giusto equilibrio si possa ritornare su un binario di realtà economica che potrà portare anche sviluppo. Se invece continuiamo con le stesse tecniche, basate molto sull'avidità. Sì, sull'avidità e sulla speculazione vera e propria, facendo leva che ad esempio con uno compri due, effettivamente credo che il problema si possa ripetere. Ecco. Bene, ci fermiamo per l'ultima interruzione pubblicitaria qui a Friuli Economy, poi torneremo con l'intervista a Michele Nencioni, che è il direttore di Confindustria Udine, anche lui ha partecipato alla missione, e poi vedremo anche un po' le conclusioni sia con Luci che con Collino.
Allora, siamo con Michele Nencioni, il direttore di Confindustria Udine, una missione durata alcuni giorni, questa qua, una missione dove abbiamo potuto vedere che c'è un interesse anche da parte delle imprese italiane, ma anche del Friuli Venezia Giulia, di investire negli Stati Uniti, magari anche per bypassare quelli che sono i dazi che il Presidente degli Stati Uniti Trump sta mettendo anche alle imprese europee. Malgrado la politica commerciale del Presidente USA non proprio conciliante, direi che ancora questo Paese offre delle grandi opportunità di fare business. Abbiamo avuto la possibilità di incontrare sia una grande banca italiana che uno studio legale che ci hanno fornito tutta una serie di informazioni molto utili che riporterò sicuramente agli associati di Confindustria Udine. Inoltre devo dire che altro aspetto molto interessante sono i collegamenti che sia Ente Friuli nel mondo o che anche i giuliani nel mondo possono offrire qua per appunto fare business negli Stati Uniti. Ecco, se lei dovesse sintetizzare alla fine a un'impresa friulana magari di piccole e medie dimensioni che può avere un interesse ad andare negli Stati Uniti, che cosa direbbe? Allora, intanto come abbiamo visto la dimensione ovviamente è importante, però ci sono casi di imprese non grandissime che sono riuscite a fare investimenti qua e anche con successo, devo dire. Per cui devo dire che il viaggio mi porterebbe un po' a sfatare il mito della grande impresa esportatrice e investitrice, perché in realtà ci sono anche imprese che fatturavano non tantissimo che sono riuscite ad avere successo. Bisogna trovare un partner americano o una società americana da, diciamo così, acquisire. Forse quello è lo step più ostico, però non impossibile, appunto. Allora, come sempre gli investimenti in stati esteri obbligano a questo tipo di scelta, occorre sempre il partner locale per creare una situazione più agevole all'investimento. Poi ovviamente è molto importante sempre utilizzare consulenti molto preparati, soprattutto negli Stati Uniti in cui la contrattualistica è molto importante, molto più rispetto all'Italia. Siamo alle conclusioni. Nencioni, direttore di Confindustria Udine, ha tratto diverse lezioni da questa visita. Chiederei anche al Presidente dell'Ente Friuli nel Mondo riguardo a questa missione qual è stata alla fine la sua valutazione, e poi dopo ovviamente anche a Collino di Meccano-Tecnica. Beh, soprattutto la soddisfazione di essere riusciti a mettere insieme vari soggetti che nella loro complessità e nella loro totalità hanno rappresentato il nostro territorio in effetti per quello che è, con molta determinazione, con grandi capacità, con grandi eccellenze che vanno dalla cultura al turismo, all'industria e quindi all'artigianato. Abbiamo visto l'artigianato artistico e credo che questo sia, per quanto mi riguarda, un buon risultato, e spero che anche per chi ha partecipato ci possano essere poi in futuro delle opportunità e credo che sarà proprio così. Ecco, Collino, lei che ha partecipato e che insomma, gestisce un'azienda appunto Meccano-Tecnica, quali sono un po' le sue conclusioni e quali sono magari anche le opportunità di incontri come questo, che abbiamo visto anche nelle immagini di copertura, hanno messo in contatto friulani con altri friulani, ma soprattutto anche con americani e via discorrendo? È stato molto interessante vedere appunto queste aziende di successo che si sono ben stabilite negli Stati Uniti. Mi ha molto impressionato la connessione che hanno certi enti nella nostra regione, che certe volte non sono abbastanza conosciuti o non vengono sfruttati da molte aziende. Penso che questo sia sicuramente un dato che è emerso da questa visita, la qualità degli incontri e la qualità delle aziende che si sono rese disponibili poi a darci un approfondimento, a spiegarci qual è stata un po' la loro esperienza nell'avviare un'attività oltreoceano.
Ecco, abbiamo visto infatti, grazie anche ai servizi che abbiamo realizzato, che questa qualità era davvero importante. L'abbiamo voluto condividere con tutti i friulani, riportando un po' le interviste con i principali esponenti che abbiamo conosciuto. Ringrazio gli ospiti di questa sera, Adriano Luci, presidente dell'Ente Friuli nel Mondo, Grazie e anche Nicola Collino di Meccanotecnica. Grazie. Lancio adesso la rubrica Friul Lavoro sul mercato del lavoro qui in Friuli Venezia Giulia, e do appuntamento a tutti voi per la prossima puntata di Friuli Economy, che sarà il 1° di agosto, legata appunto al decreto dignità. Buona serata a tutti. Questa trasmissione è stata offerta da FAR, Fonderie Acciaierie Royale.